Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. È una giornata importante per le riforme istituzionali, per il presidenzialismo, per il premierato e anche per l'autonomia, perché oggi Giorgia Meloni incontra le opposizioni per parlarne. Non sembra che ci siano le premesse per degli accordi e delle sinergie. Presidenzialismo, vediamo il titolo del Fatto Quotidiano, oggi Meloni incontra le opposizioni. E qui si ricostruiscono tutti i tentativi di modificare la carta sul Fatto Quotidiano, riforme coi Bermuda, ricorderete il patto della crostata e i saggi di Lorenzago. Ma Giorgia Meloni ieri è stata molto dura, ha detto io le riforme vado avanti comunque. Vediamo. Quali sono i punti fermi che porterete come governo a questa discussione? Guardi, l'atteggiamento che mi aspetto è lo stesso atteggiamento che io cerco di offrire, è un atteggiamento di apertura, nel senso che cerchiamo di capire se ci sono dei punti di sintesi nei quali ci si può ritrovare tutti. Certo, da alcune dichiarazioni che leggo mi pare che ci sia una chiusura pregiudiziale del tipo non vogliamo neanche parlarne e ovviamente questo non mi pare, diciamo, non è quello che io auspico. Dopodiché, come ho detto qui, io non arrivo con la mia ricetta, con il mio modello, io arrivo con degli obiettivi. Quegli obiettivi per me sono garantire un rapporto diretto tra i cittadini e quello che fa il governo e garantire stabilità. Si possono copiare altri modelli, se ne può inventare uno nuovo, si possono fare mille cose. Il punto è voler condividere questi due obiettivi, perché se non si condividono questi due obiettivi uno prende atto che si vuole continuare a fare i governi che passano sulla testa dei cittadini e su questo non siamo d'accordo, ma sia chiaro che io ho un mandato dai cittadini per fare una riforma di questo genere e quindi ovviamente offro il massimo della disponibilità. Se c'è disponibilità non accetto atteggiamenti aventiniani o dilatori, nel senso faccio quello che devo fare. Sulle nomine c'è l'accordo nel governo per la Guardia di Finanza, era attesa questa nomina nell'ultimo Consiglio dei Ministri, a questo punto è chiusa la partita? Sulla Guardia di Finanza ho letto molte ricostruzioni francamente abbastanza curiose, devo dirle la verità, abbastanza curiose, nel senso noi abbiamo ancora formalmente un comandante generale che attende e quindi si procede con serenità a tempi che sono, quando i tempi lo dicono, insomma, non posso dirle che condivido o che sono realistiche le ricostruzioni su rotture all'interno del governo, che tra l'altro io leggo ormai su tutto. È un tema che noi stiamo affrontando con enorme serenità. Prima Tajani. E questa era Giorgia Meloni che ha risposto ad altre domande dei giornalisti. Intanto, sempre per restare sul versante della politica, siamo in piena campagna elettorale in vista del voto del 14 e 15 maggio, ormai è iniziato il conto alla rovescia. Ieri sera a Ring c'è stato lo scontro tra tutti i candidati, i 5 candidati a sindaco di Treviso. E stasera, ieri sera su Antenna 3, stasera su Rete Veneta, tutti i 7 candidati sindaci di Vicenza saranno qui in studio, quindi Francesco Rucco, Giacomo Possamai e gli altri sfidanti. Vediamo com'è andata a Ring ieri sera. C'è un problema di sicurezza a Treviso? Se sì, perché e in cosa? Certo che c'è un problema di sicurezza. Uno dei fattori che emerge proprio parlando con la gente è forse il primo insieme alla sanità. Il fattore sicurezza e il fattore degrado. La gente si lamenta molto perché è preoccupata, c'è uno stato di cose che inficia la vita serena dei trevigiani, c'è spaccio a cielo aperto, ci sono furti in grande frequenza, ci sono percezioni di pericolo nell'andare in centro il sabato pomeriggio, per cui molti non ci vanno. Abbiamo 173 persone che da un mese a questa parte sono sempre in strada e quello che emerge come primo problema è quello dell'insicurezza e del degrado. Quindi Conte può raccontare quello che vuole, io non faccio altro che riportare il feeling che si ottiene parlando con la gente. Credo che sia arrivato qualche consiglio da parte di qualche esperto di comunicazione ai candidati, perché in occasione del primo dibattito con il Gazzettino il tema sicurezza non esisteva. Abbiamo esordito tutti e 5 dicendo
Treviso è una città sicura, bella, pulita, certamente si può fare di più. Oggi sono cambiate le cose, siamo tornati a un vecchio posto del candidato De Nardi che aveva descritto Treviso come Caracas. Per la prima volta il tema sicurezza non è un tema da campagna elettorale. Sbaglio o sto dicendo qualcosa di nuovo? Adesso probabilmente è arrivata qualche sollecitazione degli esperti della comunicazione, ma insomma sono strategie che lascio. No, ma vi faccio dibattere, ma diciamo, non c'è da dibattere. Allora, i dati ufficiali della prefettura, non del sindaco, della prefettura e della questura, dicono che Treviso resta saldamente tra le città più sicure d'Italia. Detto questo, dobbiamo lavorare sulla percezione. È vero che il sindaco Conte 5 anni fa ha vinto in qualche modo anche cavalcando una percezione di insicurezza che c'era in città. Io oggi non voglio fare la stessa cosa, io voglio provare a lavorare coi dati. Allora, rispetto alla sicurezza, vedo, non so come dire, due temi, cioè non voglio parlare di percezione, vedo due temi. Un tema nei quartieri che non va a essere un tema di percezione, è un tema di piccoli interventi. Io questa mattina sono stato in Viale Francia c'è da tempo la richiesta di installazione della telecamera, c'è una richiesta di installazione a Canizzano, questa è la, chiamiamola così, sicurezza nei quartieri, dove però se veramente noi andiamo a parlare, molto spesso sono le stesse persone che vivono nei quartieri, penso San Liberale, San Paolo, i quartieri che hanno a volte delle nomee del tutto ingiustificate, che ci chiedono cercate di parlare bene dei nostri quartieri. In centro città c'è un... E insomma, avete visto tutti i candidati ieri sera a Ring, condotto dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Sempre l'altro ieri era stata a Treviso la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Vediamo cosa ha detto in una piazza del centro. Vediamo. Ti trovo splendida, grazie di essere qui. Un'ovazione accoglie l'arrivo di Elly Schlein a Treviso a sostegno della corsa a sindaco di Giorgio De Nardi. La segretaria del Partito Democratico parla a braccio, mezz'ora di discorso per porre l'accento sui temi più cari al centro-sinistra, a partire dal rilancio economico e dal lavoro. Basta col lavoro povero e col lavoro precario, basta con le provocazioni di un decreto approvato il 1° maggio che aumenta la precarietà. Vorrei che chiedessero ai giovani e alle giovani che vedo in questa piazza che cosa vuol dire avere un contratto di 3 mesi, non sapere se ce l'hai il giorno dopo, e si sentono pure prendere in giro da politici che chiedono perché escono più tardi di casa. Pioggia di applausi quando la segretaria del PD affronta il tema della sanità. Che noi saremo a difesa della sanità pubblica universalistica. Non accetteremo tagli e striscianti privatizzazioni del servizio pubblico. Sarebbe tradire il pensiero di chi, come Tina Anselmi, ha avuto l'intuizione di un sistema sanitario nazionale. Schlein sollecita maggiori sforzi finanziari sulla salute mentale, visto l'accentuarsi dei disagi in seguito alla pandemia, e poi servizi per l'infanzia e gli anziani. Ed ancora la scuola pubblica, la questione climatica, il contrasto alle disuguaglianze. Giorgio si propone da questo punto di vista un'amministrazione che sia al fianco di chi fa più fatica, di chi rischia di rimanere indietro. Questa era Elly Schlein a Treviso. Ovviamente ormai siamo a poche ore, a pochi giorni dal voto, e quindi i leader sono arrivati, altri ne arriveranno nei prossimi giorni. Vediamo però, mentre infuria la battaglia per le amministrative in Veneto, c'è una situazione difficile per i cittadini, per tutti noi, insomma, no? C'è un'inflazione che continua a mantenersi molto alta e il caro spesa, il caro carrello ormai ha raggiunto livelli insostenibili per tante famiglie. Vediamo cosa dicono i bassanesi a microfono di Alex Giuliano. Vediamo. Ha notato un aumento enorme dei prezzi di tutto a causa dell'inflazione in quest'ultimo anno? Beh, insomma, penso che è sotto gli occhi di tutti. Sotto gli occhi di tutti. Che cosa secondo lei è aumentato più di altri prodotti? Un po' tutto. Pasta, cose di prima necessità, frutta. No, poco, tanto. Perché se prima andare anche a fare la spesa al supermercato si spendeva 100-150, adesso 2,50. È carissimo tutto.
E voi in quanti vivete? Ho preso un po' di pomodori, 7 euro. Non dico altro. Sì, si nota che anche proprio i generi alimentari, le cose di prima necessità sono aumentate, ecco, per cui sicuramente c'è un bel po' di inflazione in corso. Ma c'è qualche prodotto che proprio spicca all'occhio? Faccio fatica a individuarne uno perché è cresciuto tutto. E anche quel fatto degli aumenti del carburante, dell'elettricità, un po' ci giocano anche secondo me. Dopo, per carità, ma i trasporti per portare la merce qua e là va tutto a influire su tutto. Decisamente. L'inflazione alle stelle? Sì, tutto alle stelle, tutto. Anche il nervosismo alle stelle ormai, siamo a livelli top. Che cosa è aumentato di più? Beh, se guardiamo l'alimentare è cresciuto in maniera forte, quindi voglio dire basta e avanza. Queste cose, forse l'abbigliamento possiamo anche farne a meno, del pranzo no. Diciamo che una volta riuscivo a fare una spesa collettiva, in 3 settimane facevo una bella spesa grande, 200 euro riuscivo magari a fare, adesso no. Adesso ogni 10 giorni sono comunque 200 euro. Ha un'idea di un prodotto che magari è cresciuto di più oppure di quanto è aumentata? Il pane sì, il latte, la pasta. Quello dopo per il resto sì, non faccio una grossa spesa perché noi abbiamo abbastanza a casa, perciò in qualche modo ci arrangiamo. Però comunque sì, è aumentato parecchio un po' tutto. C'è stato un aumento, l'inflazione si fa sentire anche per chi ha un'attività come la sua? Ma pesa moltissimo l'inflazione, sia chi ha un'attività come la mia e sia anche a livello familiare, perché a sua volta noi scarichiamo sempre sul consumatore, c'è poco da dire, ma quello che dà, secondo me, oltre all'inflazione, quello che dà più problema a tutti sono i costi dell'energia, perché bene o male tutti quanti siamo in circa il doppio dell'anno scorso e quello incide tantissimo perché la corrente ci mangia tutto. È aumentato, adesso le percentuali non sono in grado di dirle, però è aumentato di sicuro, sì, è proprio l'inflazione purtroppo per noi. Quindi sceglie il mercato? Scelgo il mercato, sì, perché comunque è più conveniente, specialmente per l'abbigliamento, e poi su quell'altro lato c'è invece un po' di frutta, verdura, quelle cose lì, anche lì si può fare una buona spesa. Il servizio era di Chiara Gaiani dal mercato di Marostica. Adesso andiamo in diretta da Luisa Bertini a Vicenza perché sono in partenza 8.000 penne nere per la grande adunata di Udine. A te la linea, Luisa. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia di Lino Marchiori, presidente ANA della sezione di Vicenza Monte Pasubio. Dunque tutto è pronto per partire per Udine. In quanti sarete qui a partire da Vicenza e quando partite? Allora, le partenze saranno mercoledì, nella giornata di mercoledì, perché già nel giorno di giovedì a Udine sono già previste delle celebrazioni e dei momenti di ricordo. Circa saremo, secondo me, tra alpini e soci, aggregati, familiari, circa 8.000 persone che si muoveranno da Vicenza. Quindi sarà un bel esodo importante. Molti pullman, molti mezzi anche autonomi, quindi i gruppi sono organizzati così. Dal punto di vista della partecipazione, appunto, i numeri sono questi e per quanto riguarda le giornate di Udine saranno delle giornate importanti che ci porteranno poi a una conseguenza finale per Vicenza. Poi tra l'altro qui dal Vicentino c'è stato anche un gruppo che è partito a piedi. Sì, è partito un gruppo marciatori, sono anni che questo gruppo di alpini e di giovani alpini, anche quelli che fanno richiesta per fare i volontari di ferma breve, partono una settimana prima, vanno a organizzare il loro viaggio a piedi in tutte le città, i paesi, i gruppi vengono ospitati e sono partiti proprio sabato mattina da Thiene e arriveranno a Udine nella giornata di venerdì e in ogni loro passaggio hanno questo momento di ricordo e di memoria. Per voi domenica sarà una giornata importantissima perché poi passa a voi il testimone per l'adunata dell'anno prossimo.
Sì, il passaggio sarà la domenica sera, noi concluderemo la sfilata alla domenica sera, quindi appena dopo Udine, quindi con il vessillo della sezione io e il mio consiglio andremo a caricarci sulle spalle questa stecca, si chiama la stecca, ci verrà passata la stecca da Udine e rimarrà nel territorio vicentino, rimarrà in città di Vicenza fino al 12 maggio 2024. Ecco, io ringrazio il Presidente Lino Marchiori e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie a Luisa Bertini, a tutte le penne nere. E adesso vediamo le immagini del secondo matrimonio di Giulia Schiff, l'ex allieva dell'aeronautica militare che era stata espulsa dopo l'episodio che aveva denunciato di molestie da parte dei suoi commilitoni. Vediamo le immagini, arrivano dal Veronese. Vedete la sposa accompagnata verso l'altare dal padre, ha sposato, ed è la seconda volta che viene impalmata, ha sposato Viktor Frey, e le immagini sono saltate come succede spesso, adesso magari le riprendiamo. Viktor Frey, che è un soldato ucraino che aveva conosciuto a Dnipro, lì si era sposata la prima volta e adesso nel Veronese si è unita nuovamente in matrimonio. Passiamo alla cronaca nera. C'è una svolta nelle indagini sull'omicidio di Antonio Costa a Fener di Alano di Piave. Come sapete, una notizia che abbiamo dato ieri, la svolta è stata quella dell'arresto di un dominicano accusato di aver accoltellato quest'uomo dopo delle frasi ritenute offensive nei confronti di una donna presente in questa località, e adesso si attende, è stato tradotto in carcere, è un dominicano, adesso si attende l'udienza cautelativa. Vediamo. Ha tolto dalle mani il coltello che la vittima aveva con sé, che stava brandendo, e con esso l'avrebbe colpito con un solo fendente al petto, rivelatosi fatale. Svolta alle indagini sull'omicidio di Antonio Costa, il 53enne ucciso nella tarda serata di sabato all'esterno del bar della stazione ferroviaria di Alano Fener. Dalle 23:15 di ieri sera un uomo di nazionalità sudamericana si trova in stato di fermo nel carcere di Belluno perché è gravemente indiziato di omicidio. Il coltello usato per il delitto è stato recuperato e sequestrato grazie alle indicazioni fornite dallo stesso fermato. In queste ore gli inquirenti stanno valutando la posizione di un'altra persona coinvolta nella violenta colluttazione scaturita da un presunto comportamento sconveniente della vittima nei confronti di una giovane donna che in quel momento si trovava nel locale dove impazzava una festa con balli e musica latinoamericana. Una parola di troppo, la reazione delle due persone che si accompagnano alla donna e la lite iniziata nel locale e finita all'esterno nel peggiore dei modi. Io ho sempre detto non sta andare là. Il più grande amico di Antonio Costa non riesce a darsi pace per l'affetto che lo legava al 53enne, lascia nelle vicinanze del Kangur Bar il ramo di un roseto in fiore. Invano, da diverso tempo, l'uomo aveva suggerito ad Antonio di non frequentare quella zona che riteneva pericolosa. Ci sono stati altri episodi, qualcuno più grave, qualcuno meno grave. È una zona che è attenzionata dalle forze dell'ordine. E a forze dell'ordine e pubblico ministero ci sono volute 24 ore esatte di indagini serrate per ricostruire al momento parzialmente l'accaduto. Nelle prossime ore sarà fissata l'udienza di convalida del fermo e sarà conferito l'incarico per l'autopsia. Secondo il primo esame svolto dal medico legale Antonello Cirnelli, a causare la morte di Antonio Costa sarebbe stato un unico fendente sferrato in pieno petto. Altri accertamenti saranno eseguiti sull'arma del delitto, in particolare saranno eseguite verifiche dattiloscopiche per il confronto delle impronte digitali. Come ha riferito oggi il procuratore capo di Belluno Paolo Luca, si stanno eseguendo con attenzione e scrupolo le ulteriori indagini necessarie a chiarire gli aspetti ancora oscuri della vicenda per una più completa ricomposizione dei fatti. Diamo ancora qualche frame di immagini del matrimonio di Giulia Schiff e Viktor Frey al castello del Belvedere nel Veronese. Vediamo se riusciamo a vedere almeno qualche particolare. Ecco, i due sposi
i due sposi che ovviamente sono stati ripresi dai fotografi e dalle telecamere che erano sul posto. Sono le seconde nozze, vi dicevo, per Julia Stief, perché si era già sposata a Dnipro con Viktor Frey, militare ucraino, e dopodiché era tornata in Italia, e oggi le nozze, le seconde nozze, tanti amici, tutti i parenti anche dello sposo venuti apposta dall'Ucraina per assistere al matrimonio di Julia Schiff. Andiamo avanti con la cronaca nera e vediamo ancora sulla questione dell'assassinio avvenuto nel Bellunese. Vediamo il servizio della nostra redazione. Vediamo. Era una figura conosciuta nel paese, anche perché mi pare vivesse sopra la ferramenta del paese, per cui sì, lo si vedeva in giro. È il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra, a sfogliare l'album dei ricordi, i suoi di ragazzo non ancora impegnato politicamente, che con Antonio condivideva la passione dei motori. Ero un ragazzino che frequentava i locali del paese, quindi qualche chiacchierata l'abbiamo fatta. Lui aveva un enduro, adesso non ricordo che moto avesse. Io avevo fatto un incidente con la mia di moto all'epoca e avevo uno zainetto con un portacasco che alla fine, non avendo più la moto io, avevo regalato a lui. Il primo cittadino di Spresiano ignorava che anche Antonio Costa fosse stato vittima proprio della sua passione, un incidente in moto che diversi anni fa gli aveva cambiato la vita. Forse anche per questo Costa aveva deciso di allontanarsi da Spresiano per tornare a vivere nella casa dei suoi parenti ad Alano di Piave circa 7 anni fa. Nonostante tutto, il 53enne non si era arreso. Prima del lockdown aveva deciso di organizzare una festa per il suo 50° e aveva invitato il sindaco del suo paese d'origine. Mi aveva detto che appunto non era in una situazione spettacolare, e poi dopo doveva fare i 50 anni, ma li faceva in tempo di Covid, e quindi sono tornate le chiusure, per cui non ha più fatto la festa, però mi aveva detto se ci andavo, insomma. Inabile alla guida, Antonio Costa da Alano di Piave si spostava con un monopattino e purtroppo le sue condizioni di salute precarie erano state un ostacolo per la ricerca di un lavoro stabile. Il 53enne metteva insieme il pranzo con la cena grazie a piccoli lavoretti che svolgeva per i suoi conoscenti. Ieri la notizia della sua morte violenta ha sconvolto 2 comunità che ora attendono di potergli dare l'ultimo saluto. Ancora cronaca, rubato dei vestiti da un negozio nel centro di Vicenza, è stata individuata una minorenne. Vediamo il servizio della nostra redazione vicentina. Intervenuta una pattuglia delle volanti ieri pomeriggio in un negozio di abbigliamento del centro a seguito del furto di 2 capi di vestiario commesso da 2 ragazzine. Una delle 2 è stata individuata, accompagnata in questura e successivamente riaffidata ai familiari, che dovranno pagare eventuali risarcimenti al titolare del negozio. Al termine degli atti di polizia giudiziaria la merce sottratta è stata restituita ai legittimi proprietari. C'è stato un pauroso incidente stradale questa mattina, è avvenuto in una frazione di 2 ville, è uno scontro di un'auto con una bici che ha ridotto in gravi condizioni il ciclista. Vediamo. Povolaro è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto rianimazione dell'ospedale San Bortolo di Vicenza un anziano ciclista vittima di un incidente stradale lungo strada Marosticana. Un impatto laterale tra la bici e un SUV Land Rover che procedevano nella stessa direzione verso Sandrigo, avvenuto alle 8:20 nei pressi del cavalca ferrovia della frazione di 2 ville. Le dinamiche dell'incidente sono al vaglio degli agenti della Polizia Locale Nord-Est Vicentino, intervenuti con i soccorsi del SUEM. Il personale sanitario, giunto con un'auto medica e un'ambulanza, hanno stabilizzato l'anziano e, vista la gravità dei traumi riportati, lo hanno trasportato in codice rosso al pronto soccorso. E come vi abbiamo raccontato anche ieri, sulla 27 un incidente spaventoso causato da un 68enne che a un certo punto ha fatto un'inversione ad U. Bisogna ancora capire i motivi per i quali ha fatto questa scelta, che ha causato la sua morte e ha causato un incidente che poteva avere in conseguenze ancora più gravi. Vediamo.
Nell'ultimo periodo non stava più tanto bene, aveva avuto dei problemi, era in cura, che io sappia, a Vittorio Veneto, da come mi diceva lui. Sì, mi chiedo sinceramente perché avesse ancora la patente, perché non mi sembrava proprio, come dire, perfettamente in grado di guidare. E che stava barcollando uscendo dalla macchina. Sabato mattina è uscito dalla macchina, barcollava, si vedeva insomma che non stava bene, che non doveva guidare. Sì, io ho visto sabato mattina e barcollava un po'. Qui in via Fermi a Treviso lo conoscevano tutti Bruno Sabadin, una vita nei locali e nel mondo della notte, morto dopo aver provocato uno schianto con altri veicoli procedendo contromano sulla 27 tra i caselli di Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord, direzione Venezia. Il 67enne, dicono anche i vicini di casa, non era nelle condizioni di guidare, la malattia lo aveva divorato fisicamente e mentalmente. Nelle ultime ore anche la conferma che la patente gli era scaduta da qualche giorno, non un dettaglio se si considera che solo per miracolo si è evitata la strage. Sabadin prima ha sfiorato una Toyota Auris con una famiglia veneziana di 5 persone a bordo, poi si è scontrato con una Passat dove viaggiavano un uomo trevigiano e una donna, tutti feriti lievi o illesi. Probabilmente Bruno da Treviso aveva preso la strada per Vittorio, convinto di doversi sottoporre a terapia, sbagliando però giorno e ora. A raccontarlo la sorella Roberta, che da mesi si era trasferita a casa dell'uomo per assisterlo. La mattina lui mi ha detto: guarda che a lunedì dobbiamo andare su a Vittorio Veneto, che sarebbe stato oggi. No, ho detto guarda che è domenica. È la stessa Roberta, ex infermiera, a raccontare una gestione sempre più difficile e la paura nel saperlo alla guida. Anche la sua compagna ha detto no, io non salgo con lui, vado col tram. Ma quando gli si diceva no, non devi fare questo, sì, e allora... Lui prendeva sulla macchina e guidava. Esatto, sì. Era sempre una brava persona, ma adesso ultimamente era fuori di testa. Con la morte di Sabadin cade ogni possibile accusa penale in attesa di capire se guidasse in stato alterato. Di certo resta anche da chiarire nel dettaglio la dinamica, ovvero se l'uomo abbia imboccato il casello contromano o se abbia effettuato un'inversione a U. Le immagini delle telecamere sono al vaglio degli inquirenti. La morte che è stata così è stata terribile. Però la morte che doveva succedere, mi diceva il primario, poteva succedere non si sa quanto, può darsi tra un anno, può darsi fra 6 mesi, doveva succedere. E prima avete sentito il sindaco Marco Della Pietra ricordare la vittima dell'accoltellamento nel Bellunese, avvenuto nel Bellunese, di Antonio Costa, che era originario di Spresiano. Vediamo adesso quali sono le condizioni di un uomo che se l'è cavata per miracolo, accoltellato a sua volta a Val Brenta. Si tratta del 64enne Maurizio Primon, che abbiamo intervistato telefonicamente durante il suo ricovero a San Bassiano. Vediamo. A 1 centimetro dalla carotide, dall'orecchio è entrata la lama, a 1 centimetro dalla carotide si è fermata, ecco, quello è. Quindi sono vivo per miracolo. È vivo per miracolo Maurizio Primon. Diverse le coltellate, ferite al braccio, al collo, all'orecchio, sferrate dal suo vicino di casa, il 69enne Carlo Bianchini, dopo una lite nel pomeriggio di sabato nel cortile di Contrada Cavai, nel comune di Valbrenta. Una coltellata quasi fatale, fermatasi a 1 solo centimetro dalla carotide, ed è proprio dal reparto di otorino-lengoiatria dell'ospedale di Bassano del Grappa, dal letto in cui è ancora ricoverato, che arriva ai nostri microfoni la voce sopraffatta di Maurizio Primon. Mi devono fare degli accertamenti per vedere se può partire un embolo o qualcosa del genere, ecco, quindi la situazione deve essere monitorata e purtroppo devo aspettare che continuino a farmi queste ecografie per vedere se il pericolo non sussiste. Non sarebbe quindi ancora fuori pericolo il 64enne di Valbrenta. Dalle prime ricostruzioni, i 2 dirimpettai avrebbero iniziato a bisticciare a causa dell'auto di Primon parcheggiata nella corte comune della loro abitazione in modo poco gradito da Carlo Bianchini. E sarebbe stato proprio in quel momento che l'aggressore, ora in carcere al San Pio X di Vicenza, avrebbe preso un coltello dalla sua cucina per poi scagliarsi contro il suo vicino di casa, colpendolo più volte alle spalle sotto gli occhi increduli degli altri vicini, che avrebbero tentato di aiutarlo
aiutare il 64enne ferito al suolo. Una tragedia di vicinato, quella di sabato pomeriggio, che la vittima Maurizio Primon non può dimenticare. Il nostro motto: paura mai, rispetto e coraggio sempre. È stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Padova sul pestaggio del sedicenne che sabato durante una festa studentesca in una discoteca è stato colpito violentemente alla testa ed è stato ricoverato e poi operato d'urgenza. Il fatto è accaduto a Santa Giustina in Colle. I carabinieri stanno ascoltando gli amici e i genitori del sedicenne pestato sabato notte dopo aver partecipato ad una festa studentesca nella discoteca Storia di Santa Giustina in Colle. La Procura e il Tribunale dei Minori di Venezia hanno aperto un'inchiesta per lesioni gravissime. In queste ore si stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza interne al locale che i gestori hanno già consegnato ai carabinieri. All'interno della discoteca erano presenti anche 12 vigilantes proprio per monitorare l'andamento della serata, una festa studentesca a cui partecipavano quasi 900 ragazzi. I carabinieri potrebbero acquisire anche i cellulari dei giovani, visto che durante la serata anche altri 2 ragazzi sono rimasti leggermente feriti e sono stati medicati sul posto. Il sedicenne, che abita nella provincia di Padova, era rientrato a casa accompagnato da un amico e intorno alle 4 di notte si è sentito male. Aveva vistose contusioni al volto. Il padre lo ha portato in ospedale, dove è stato operato per una frattura cranica e per ridurre un ematoma cerebrale. Il ragazzo, ricoverato ora nel reparto di neurochirurgia, si sta riprendendo, si è svegliato e ha detto di non ricordare nulla della serata in discoteca. Il papà è stato sentito dai carabinieri di Campo San Piero. Per individuare gli autori del pestaggio sarà fondamentale capire dove e quando è avvenuta la rissa, se all'esterno o all'interno della discoteca. Servizio Valentina Visentin, vediamo dal Corriere del Veneto sono state depositate le motivazioni della Cassazione con la conferma della condanna a 2 anni per l'omicidio colposo della studentessa, ricorderete Eleonora, morta perché rifiutò le cure per la leucemia. Le motivazioni sono che era succube delle teorie dei genitori e per questa morte i genitori appunto sono stati condannati. Veniamo alle truffe, la truffa del bonus facciate con l'inchiesta della Guardia di Finanza di Treviso che non si ferma, sequestrati in totale 93 milioni di euro, gli ultimi 8 sequestrati ad un imprenditore padovano. Lui ha effettivamente aperto ad agosto del 2020 un'attività di tinteggiatura di opere edili minime, però la cosa molto strana è che nel giro di pochissimi mesi, stiamo parlando di neanche un anno, e senza dipendenti, è riuscito, come dire, o meglio ha attestato di aver eseguito lavori per circa 4 milioni di euro. Quindi sfido chiunque con una organizzazione aziendale così minima a effettuare questi tipi di lavori. Si chiama indice di rischio l'alert che permette alla Guardia di Finanza di monitorare le situazioni sospette e in questo caso l'indice era elevatissimo. Lo scenario è quello del bonus facciate con truffa annessa. Crediti fiscali monetizzati per lavori mai eseguiti, scovato un altro imprenditore che usufruiva della rete del 70enne commercialista di Ponte di Piave sotto inchiesta nell'indagine che finora ha permesso di individuare 20 persone coinvolte nella frode su bonus facciate ed ecobonus e permesso di sequestrare 85 milioni di euro. L'ultimo caso è quello di un 68enne sedicente imprenditore edile padovano, al quale i finanziari hanno sottratto 8 milioni di euro di crediti d'imposta e circa 500.000 euro fra somme di denaro, immobili, macchine, moto e quote societarie. Anche lui ha falsamente dichiarato di aver eseguito dei lavori su delle facciate, cosa ovviamente mai fatta. Ha persino dichiarato di avere la disponibilità di un immobile, quindi come committente, come privato, cosa assolutamente falsa, perché lui non aveva la disponibilità di quell'immobile e quindi ha generato tutta una serie di crediti o si è fatto dare da altre persone che avevano a loro volta fatto risultare la sussistenza di questi crediti, quindi si è fatto dare questi crediti, li ha fatti circolare nel sistema economico e in parte li ha anche monetizzati presso gli intermediari finanziari. Nel complesso quindi finora sono stati assicurati al patrimonio pubblico oltre 93 milioni di euro tra crediti fiscali, disponibilità finanziarie, case, macchine, azioni societarie e altri beni illecitamente acquisiti.
I reati per cui si procede riguardano l'ipotesi di truffa e indebite percezioni danni dello Stato, ma anche riciclaggio e reimpiego in attività economiche dei proventi illeciti. Questa condotta è stata particolarmente grave perché ha recato un danno importante al fisco e all'erario in generale, sia consentito a lui, a questa persona e anche agli altri indagati di avere dei vantaggi competitivi rispetto agli imprenditori onesti che seguono le regole. E c'è carenza di personale, sappiamo come vanno le cose proprio anche a danno del turismo in vista di una stagione estiva molto proficua. Non ci sono gli stagionali, manca personale un po' dappertutto e poi c'è il problema dei medici di base, mancano anche loro. Vediamo cosa succede in uno dei più popolari quartieri di Vicenza, quello dei ferrovieri. Il quartiere dei ferrovieri è attualmente senza medici di base. Gli oltre 4.000 assistiti dovranno ora rivolgersi al presidio territoriale di assistenza primaria di via Mentana. Il centro medico di via Fincato è stato ufficialmente chiuso. Inutili i tentativi di un comitato spontaneo di cittadini di convincere i 3 medici a restare attraverso una petizione che in pochi giorni avevano raccolto quasi 400 firme. Un invito a ripensare al licenziamento a cui loro avevano deciso, ritirarlo almeno in forma temporanea fin tanto che lui, se non avesse trovato la possibilità di altri medici in sostituzione, però i medici da questo punto di vista qua hanno manifestato l'impossibilità, sono stati irremovibili. Il comitato aveva incontrato Comune e Usotto per ottenere risposte per la perdita di un servizio essenziale per il quartiere. Il Comune provvederà a sistemare i locali che non sono idonei in realtà per gestire un flusso di pazienti e questo lato comune. Lato ULSS invece il dottor Di Falco ci ha sostanzialmente confermato che il problema poi sarà trovare i medici, perché questo è il problema di fondo. Non conosco le ragioni per le quali l'hanno chiuso e quindi mi dispiace e auspico che lo riaprano. Ci sono parecchi anziani qui che hanno bisogno del medico di base e non sanno a chi rivolgersi. Il servizio in via Mentana non è così vicino, non è così comodo e quindi purtroppo è un disservizio molto grave per la comunità. È stata una conquista arrivare ad avere i medici qui per noi. Conquista portata avanti da Ernesto Bergamo del quartiere insieme alla dottoressa Toffanetto, e vedere che adesso dopo tanta fatica le porte tornano ad essere chiuse è un peccato. Allora, ieri sera abbiamo mostrato a Focus cosa è accaduto per i 75 anni in Senato, festeggiamenti, ma la cosa veramente inedita di cui hanno parlato in molti è stata l'esibizione di Gianni Morandi, che ha cantato Fratelli d'Italia, ma anche altri suoi brani, compreso Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Vediamo com'è andata. Vediamo. Allora, questo era di nuovo una puntata di Focus, quella di ieri sera con Gianni Morandi. Andiamo a vedere visto che parliamo di persone dello spettacolo, vediamo Nanni Moretti, che ha presentato il suo film a Treviso, al Cinema Edera, Il Sol dell'Avvenire, l'ultima opera del regista romano. Nonostante tutti i discorsi sulla crisi, bla bla bla, io continuo a credere nella magia del cinema, se visto al cinema, nella sua malia, nella sua forza, nel suo impatto.
E questo film è anche un atto d'amore al cinema. Il cinema è inteso come forma d'arte, come strutture fisiche, come l'Edera di Santa Maria del Rovere, dove è ritornato dopo 2 anni. Il cinema è inteso come pubblico che in sala, dove siedono uno accanto all'altro centinaia di sconosciuti, si lascia trasportare dalle immagini, dalle musiche, dalle voci. Moretti è a Treviso per confrontarsi con gli spettatori sul suo ultimo lavoro, Il Sol dell'Avvenire, pellicola che il regista, che a ottobre si confronterà per la prima volta con il teatro, non vuole incasellare, men che meno politicamente. Come la poesia, per citare il Postino di Troisi, non è di chi la scrive, è di chi gli serve. Non è un mezzo preciso il cinema, non è la matematica per cui 2 più 2 fa 4 e solo 4 e non ci sono altri modi di interpretarlo. Ognuno interpreta il film come vuole, nel film ci sono tanti strati, c'è chi li prende tutti, c'è chi ne privilegia uno o un altro. Di politica non parla e il film chiarisce, non intende dare lezioni. Il cinema non lancia dei messaggi. Non mi ricordo se lo disse Hitchcock o chi, ma insomma ci sono i telegrammi per i messaggi. Il cinema è un'arte che può essere interpretata in tanti modi diversi e questo film comunque al suo interno ha un'energia che penso contagi tutti gli spettatori, comunque la pensino. E questa era l'intervista di Lina Paronetto a Nanni Moretti, in regia oggi Francesco Ceron e Renato Capoia. Andiamo in diretta a Venezia perché continuano le aggressioni ai taxisti, l'ultimo caso, quello di un tassista insultato e poi aggredito. In diretta Filippo Fois. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Mi trovo in compagnia di Gabriele Stevanato, che è rappresentante della categoria per la CGA. Ci troviamo di fronte alla stazione ferroviaria di Mestre, che è uno dei luoghi caldi purtroppo, assieme a Piazzale Roma. Della stazione si sapeva forse di Piazzale Roma non tanto, che fosse diventata così pericolosa. Nelle ultime ore ci sono stati 2 differenti avvenimenti molto gravi. Da una parte un furto ai danni di un tassista, dall'altra addirittura un'aggressione a Piazzale Roma. Sì, esattamente. Noi è un periodo che riscontriamo l'aumento di questi episodi di furti, intolleranze nei confronti dei tassisti che sfociano in aggressioni. A Piazzale Roma diciamo più le aggressioni e le intolleranze, forse causato anche da una certa maldicenza nei confronti dei tassisti che magari per pochi, che può succedere, poi vengono presi tutti e tutti si sentono autorizzati a pretendere cose impossibili, quindi salire in sovrannumero sulle macchine, voler pagare quello che vogliono, o anche delle volte ci sono delle persone come nell'episodio l'ultimo episodio che sono 2 o 3 ore che sono là che importunano tutti, poi l'ultimo episodio eclatante se la prende con un tassista che non gli aveva fatto niente, questo non voleva neanche il taxi, è andato là e lo ha... Ricordiamo ai telespettatori, si tratta di una persona che era già, stava infastidendo chi passava per Piazzale Roma da qualche ora addirittura, e siamo di notte in questo caso, dopodiché ha iniziato a bussare a un tassista, l'ha insultato, quando questo tassista è sceso l'ha colpito con un calcio e poi credo addirittura con un pugno. È stato filmato, peraltro comunque adesso tutto in mano, oltre al fatto che Piazzale Roma ha molte telecamere di videosorveglianza per cui indagano le forze dell'ordine, però questo non toglie che sta diventando un mestiere veramente difficile da fare. Purtroppo sì, negli ultimi 7-8 anni particolarmente è diventato sempre peggio, sia qui in stazione dove per fortuna abbiamo il presidio della Polfer che più volte ci supporta, però quando queste persone ti montano in taxi e ti dicono portami da qualche parte... Addirittura qui che sappiamo c'è una fiorente purtroppo attività di spaccio, qualche suo collega ha detto ci chiede la corsa allo spacciatore perché dice
tanto il taxi non lo fermano per i controlli, per cui sono più sicuro. Allora, chiaro che la certezza non l'abbiamo, ma abbiamo la sensazione che succeda questo, perché c'è la persona che prende il taxi, fa delle volte anche poche centinaia di metri, aspetta qui un momento, vediamo che si incontra con qualcuno, dopo risale in taxi, torna indietro, e succede anche questo, insomma. Io credo che sia arrivato anche il collega della CNA, sempre per quello che riguarda i tassisti. Salve, lei è? No, Palermo Francesco, sono rappresentante sindacale del gruppo CNA. Naturalmente noi abbiamo già fatto il quadro generale della situazione di grande preoccupazione che c'è nella vostra categoria. Ci sono anche parecchie donne che fanno questo mestiere, diciamo per loro è ancora più difficile. Beh sì, sicuramente per il comparto femminile diventa un aggravio di responsabilità e soprattutto di sicurezza che viene a mancare nel momento in cui, come avviene, il cliente è sempre alle spalle e quindi non c'è la percezione dell'eventuale pericolo che si può avere. Ecco. Esistono oramai delle zone in cui uno preferisce non andare, dice magari no, beh, un impegno non ce la faccio ad andare fino a lì perché si sa che ci sono guai in vista. No, diciamo che ci sono delle zone un po' più delicate che sappiamo che la clientela che chiama da quelle parti là magari è un pochettino più a rischio, però da non andare o a rifiutarsi ad andare no, non rientra nella nostra attività. Ecco, abbiamo parlato sia dell'aggressione di Piazzale Roma, poi c'è stato un altro episodio in cui è stato rubato addirittura il portafoglio a un tassista. Ci sono altri episodi che le vengono in mente particolarmente significativi di questo periodo? Di questo periodo si parla, diciamo che fa parte del servizio notturno il rischio di avere sempre gente magari alterata o per alcol o per sostanze magari stupefacenti che insomma è evidente che gira. Diventa difficile lavorare in queste circostanze qua, in questa situazione qua. Settimanato lei mi diceva per esempio un altro problema, adesso poi chiaramente ne parleremo anche nel nostro telegiornale di questa sera, non sono solamente tossicodipendenti, spacciatori, malviventi vari, ma anche i famosi tour di addio al celibato che si fanno a Venezia. Certe volte in effetti, perché poi alla fine del tour arrivano a Piazzale Roma e tante volte sono, come diceva anche il collega, un po' su di giri e pretendono delle volte di salire in macchina in sovrannumero. Sono aggressivi? Alcune volte sì, alcune volte no, ma con tutti i problemi che comportano gestire delle persone che hanno eceduto con l'alcol, insomma. Bene, continueremo a parlarne naturalmente poi tutti gli approfondimenti di cronaca nel corso dei nostri telegiornali di questa sera. Per ora da Mestre è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie a Filippo Fois, davvero tantissime le aggressioni ai taxisti ma anche ai conducenti di autobus, ne parliamo quasi tutti i giorni. Purtroppo parliamo anche di atti vandalici, di teppisti. Andiamo a Veggiano, nel Padovano, dove c'è Francesco Rattai, ancora i vandali nel campetto, il comune ha deciso di chiuderlo. Vediamo. A te la linea. Buongiorno da Veggiano. Quello che vedete alle mie spalle è il campo di calcio a 5 comunale dell'amministrazione locale di Veggiano. È un campo che è sotto l'attacco di vandali, dei ragazzi che si ritrovano qui la sera, perché questo campo fino all'altro giorno era aperto a tutti e lo vandalizzano. Le porte che vedete sono state semplicemente appoggiate, perché sono state addirittura sbullonate e appoggiate per terra. Qua è stata messa una recinzione ulteriore perché i ragazzi, lo vedete, tiravano su la rete e la rompevano. Questo era un campo che c'è da parecchi anni a Veggiano, è stato ristrutturato 5 anni fa con questo manto erboso che viene anch'esso danneggiato perché i ragazzi con dei taglierini lo distruggono. Con me c'è l'assessore al sociale e al bilancio Anna Lazzarin, che insieme al sindaco ha preso la decisione di appunto chiuderlo. È un vostro dispiacere per l'amministrazione, un fallimento? È un fallimento perché purtroppo questi vandali sono i nostri ragazzi e i loro amici che da fuori Veggiano vengono qua per tirare 4 calci. Dall'inizio, da quando siamo in amministrazione, quindi circa un anno fa, avevamo visto che c'erano delle problematiche, avevano iniziato a rovinare la rete, con i taglierini a intagliare questo
tappeto in erba sintetica che ha avuto un costo importante anni fa, circa di 20.000 euro per il restauro. Alla fine abbiamo detto basta quando abbiamo trovato le porte completamente divelte. Abbiamo detto basta perché bisogna dare una lezione a questi ragazzi. Abbiamo fatto un regolamento, abbiamo cercato di avvicinarli e di parlargli, però nostro malgrado la soluzione in questo momento è questa. Adesso cercheremo di ristrutturarlo per quello che sarà possibile con le nostre risorse limitate come quelle di tutti i comuni e poi si rivaluterà la riapertura ma solamente sotto stretta sorveglianza. Ecco, ricordiamo che l'area è anche videosorvegliata, quindi le forze dell'ordine sono già in moto per cercare di capire chi è l'artefice di questi vandalismi. Resta però l'amarezza per questi ragazzi che si sfogano invece che calciare il pallone calciando le porte. Sì, è questa la cosa che più ci rattrista. Poi l'amministrazione, questa qui nuova del sindaco Zordan, ci sono anche assessori veramente giovani che hanno una grande voglia di spendersi per il paese e questo risultato finora ci ha tanto rattristato. Adesso cercheremo di fare anche delle operazioni di sensibilizzazione per l'amore al bene comune, alle cose comuni, perché noi non vogliamo che i ragazzi di Veggiano siano spacciati come vandali, noi vorremmo che i ragazzi di Veggiano si dimostrino quei bravi ragazzi che in realtà sono, ma che fanno fatica a dimostrarlo e scadono in questi gesti veramente vergognosi. Ecco, sperando che si arrivi a una soluzione soprattutto per questi ragazzi che possano ritrovare il loro campetto da calcio e che però imparino anche a trattarlo come si deve, come bene pubblico di cui siamo tutti tutelari. Restituisco la linea da Veggiano. Grazie Francesco Arattai, ha ragione il tuo ospite, non si può fare di tutte le erbe un fascio, ci sono i teppisti, ma la gran parte dei ragazzi che giocano a calcio sono persone che hanno la passione per lo sport e non si abbandonerebbero mai dei gesti del genere. Purtroppo l'esempio che viene dall'alto non è dei migliori, la questura di Udine ha emesso i primi DASPO dopo l'invasione di campo e gli scontri al termine di Udinese-Napoli. Le misure sono molto severe. Un tifoso di 35 anni di Palmanova, arrestato in flagranza di ferita per rissa e invasione, recidivo al DASPO, è stato allontanato per 10 anni, di cui 4 con obbligo di firma. Un altro della stessa età, di Gruaro, nel Veneziano, ma domiciliato a Sesto, a Reghena, è stato invece allontanato per 8 anni, di cui 3 con obbligo di firma. Gli altri 3 DASPO prevedono soltanto l'allontanamento da stadi e palasport. Intanto in tribunale a Udine è stato convalidato l'arresto dei 2 ultra trattenuti da sabato nelle celle di sicurezza della questura. In merito infine alla posizione dell'unico tifoso napoletano, le autorità intendono chiarire innanzitutto come abbia fatto entrare allo stadio eludendo la sorveglianza, dal momento che si tratta di una persona già sottoposta a DASPO e qui non siamo a delle partite di calcio ma a degli incontri di box, davvero una vergogna. Andiamo in pubblicità un paio di minuti e poi torniamo subito con Focus TG. Si sta parlando molto di quanti problemi abbiano gli studenti universitari in particolare, a stare nelle città, a frequentare l'università, ma a vivere nelle città perché le case in vendita sono proibitive, ci sono prezzi astronomici nelle città, non solo in centro ma anche in periferia di questi tempi, ed sono alti anche gli affitti. Le televisioni nazionali parlavano del caso di Milano, dove un monolocale, una stanza può costare anche 800 euro al mese. In Veneto ci sono problemi analoghi, mancanza di alloggi, difficoltà anche negli affitti. Vediamo un box con le testimonianze degli studenti raccolte da Valentina Visentini. Tu di dove sei? Sono di Roma.
E come vivi? Che alloggio hai qui a Padova? Allora, siamo 3 coinquilini e abbiamo trovato per caso proprio un appartamento abbastanza comodo in stazione, vicino alla stazione, e i prezzi sono ovviamente aumentati, poi siamo arrivati dopo il Covid, quindi ovviamente i prezzi sono veramente elevati. E quanto paghi? 500 euro al mese, compreso tutto. Per una stanza? Per una stanza singola con letto matrimoniale molto grande, e la mia coinquilina invece ha una stanza un po' più piccola e paga 450. Sono in affitto. E quanto paghi? 170 al mese, escluse tutte le utenze. Quindi, e con le utenze più o meno? Arrivi a 250. Per una stanza singola? Singola, molto piccola però. Quanto costa vivere a Padova per uno studente universitario? Ormai un po', cioè sono aumentati nettamente i prezzi negli ultimi 2 anni e sta diventando un po' difficile trovare appartamenti, sì, insomma, a prezzi abbordabili per uno studente. Quanto paghi, possiamo chiederlo, e in che quartiere di Padova vivi? Io pago molto poco, ma perché vivo in una casa dove l'affitto è rimasto uguale da sempre, quindi è come se stessi pagando con i prezzi di anni fa, quindi sui 200 euro al mese più tutte le bollette, quindi si arriva insomma intorno ai 250, sì. Sono nello stesso appartamento da quasi 2 anni, quindi ho cercato nel periodo del Covid, quando invece la richiesta era molto bassa. Ok, invece adesso è difficile trovare. Sì, anche cercando magari per i miei amici è un po' difficile, sì. Siamo in 5 in stanza, in appartamento. E quanto costa vivere da studente? Cioè, quanto costa un affitto? Allora, io sono in doppia, quindi è già un po' meno, però comunque sono qua in centro, quindi sono già 250 euro al mese, senza bollette, quindi è un costo abbastanza pesante. Abito letteralmente qui vicino, a 40 minuti in autobus, di conseguenza la scelta migliore, non mi converrebbe cercare un appartamento, anche perché sentendo i miei amici non è difficile trovarlo, specialmente dopo che hanno tolto la DAD. Io pago 375 euro per una stanza, all'inizio è stato difficile, ci ho messo un mese a trovarla. Quanto costa per uno studente fuori sede una stanza qui a Padova? Di media sui 300 per la singola, se non di più, e insomma è impegnativo. Tu possiamo chiederti quanto paghi e dove vivi, in che quartiere? Io pago sui 300 anch'io e abito verso Fazzolati. Hai fatto fatica a trovare casa? Sì, è molto difficile perché c'è un'alta richiesta e pochi posti. Questa era Valentina Visentin. Rincari anche per chi vola, sono in arrivo tanti turisti nei prossimi mesi e all'aeroporto Marco Polo di Venezia c'è lo scontro tra comune, tra Luigi Brugnaro e la Save di Enrico Marchi sulla proposta del sindaco di Venezia di una tassa d'imbarco che invece Marchi non vuole, perché dice le compagnie low cost, l'EasyJet in particolare, a quel punto preferirebbero altri scali. Molti turisti in arrivo anche a Treviso c'è il Canova con Ryanair e su Ryanair è partita una campagna di promozione. Vediamo. La vicinanza a Venezia ci consente di studiare anche quelli che possono essere dei potenziali rischi e con la polizia locale stiamo lavorando proprio per prevenirli. L'obiettivo è quello di governare il fenomeno di crescita dei numeri turistici e non subirlo, proprio perché vogliamo una città che cresca in modo armonico anche da questo punto di vista. Parte la seconda campagna di promozione turistica di Ryanair in collaborazione con Comune e Consorzio del Prosecco Doc, e i numeri suggeriscono già una serie di riflessioni sull'impatto del turismo in città, dove affittare casa è già difficile ora e le locazioni turistiche potrebbero aggravare il problema. Questo è un tema che va affrontato con degli strumenti urbanistici che noi ovviamente abbiamo. Al momento questo problema non si sta verificando, però certamente teniamo gli occhi aperti perché non vogliamo che quella che oggi è un'opportunità turistica diventi poi un problema domani da un punto di vista della residenzialità. Una seconda campagna di promozione incentrata sul turismo esperienziale nel territorio del Prosecco Doc, dove però l'attuale capacità ricettiva già fatica a soddisfare le esigenze degli ospiti. Iniziamo a riscontrare che in alcune giornate abbiamo difficoltà a collocarli nel territorio, quindi questa dovrà essere una riflessione per il futuro, perché un turismo di qualità necessita anche di strutture adeguate.
Come si potrebbe procedere dal vostro punto di vista? Ma dal nostro punto di vista contiamo che il territorio e l'imprenditorialità locale sappia rispondere andando ad ampliare questa offerta. Fino a più 16% di prenotazioni su Treviso grazie alla precedente campagna di promozione, spiegano da Ryanair, in particolare dal Regno Unito, Francia, Belgio e Israele. Per l'estate 2023 la prospettiva di una nuova crescita. Oltre 2,4 milioni la nostra previsione in termini di passeggeri trasportati per Treviso per l'anno fiscale del 24, ma soprattutto 44 le rotte con oltre 310 voli settimanali da per Treviso, un network molto esteso. Festeggiamo anche 25 anni di attività in Italia, che sono 25 anni di attività a Treviso. Primo aeroporto operato da Ryanair in Italia, quindi per fine mese abbiamo dedicato una serie di eventi in città. Hub trevigiano che nei prossimi 3 anni beneficerà anche dei nuovi aerei più silenziosi e meno inquinanti. Parliamo del 40% in meno di rumorosità, ma soprattutto il 20% in meno di consumo di carburante e quindi di emissioni di CO2. Insomma, l'arrivo di tanti turisti in Veneto nei prossimi mesi e l'arrivo anche di tanti migranti, ci sono ondate vere e proprie con problemi per i comuni a cui i prefetti chiedono di trovare luoghi di strutture di accoglienza. Quindi un problema generale di sicurezza che è sempre molto attuale. Andiamo a Bassano del Grappa dove c'è Alex Giuliano con il comandante provinciale dei Carabinieri di Vicenza, perché nel centenario della fondazione dell'Arma i Carabinieri propongono e vogliono mettere in sicurezza tutto il loro territorio. A te la linea, Alex. Un buongiorno allo studio, un buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Siamo in diretta da Bassano del Grappa in compagnia del comandante provinciale dei Carabinieri di Vicenza, alla mia sinistra il colonnello Giuseppe Moscati, in compagnia anche del presidente della sezione ANC bassanese Rosario Tucci e anche della sezione provinciale dell'Arma. Tutto questo perché? Perché oggi qui a Bassano si parla anzitutto del centenario dei Carabinieri di Bassano del Grappa, ma si parla anche di sicurezza, si parla di coraggio, si parla di quello che l'Arma rappresenta. Allora, comandante, io direi di iniziare subito proprio con una parola che possa riassumere un po' anche l'importanza di questo centenario, di questo traguardo così prestigioso. Beh, assolutamente, noi facciamo i migliori auguri all'Arma in congedo perché per noi rappresenta veramente tanto, rappresenta sostanzialmente chi ci ha preceduto con spirito di sacrificio, senso del dovere, e noi quindi raccogliamo questa tradizione e festeggiamo con grande piacere insieme a loro questo importante traguardo raggiunto qui a Bassano. Comandante, oltretutto insomma, domani a Rossano Veneto, in Villa Caffo, potremo assistere a uno degli eventi storico-suggestivi più importanti per quello che riguarda la tradizione dell'Arma, il carosello con la fanfara, con il picchetto, quindi immaginatevi anche la scena delle sciabole sguainate, insomma ci racconta un po' in che cosa consiste anche l'importanza di questa tradizione. Ma innanzitutto questo simboleggia ulteriormente la vicinanza dell'Arma alla propria gente, è un omaggio quindi per una manifestazione che è aperta al pubblico, quindi l'invito ovviamente è esteso a tutti i cittadini per la massima partecipazione, per assistere a quello che è una tradizione nell'Arma dei Carabinieri, ovvero il famoso carosello a cavallo del 4° reggimento, che è famoso in tutto il mondo, peraltro è una manifestazione che viene ripetuta ogni anno in occasione della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, delle celebrazioni, e quindi sostanzialmente ci saranno ben 70 binomi che appunto metteranno in scena anche la storica carica di Pastrengo, veramente uno spettacolo per tutte le famiglie. Non possiamo in conclusione non parlare di sicurezza sul territorio perché insomma tutti noi siamo a conoscenza dei recenti fatti di cronaca. Senza entrare nello specifico, nel dettaglio, parliamo di sicurezza proprio in senso lato, come si sta intervenendo e quali sono anche le soluzioni possibili per andare a garantire un servizio, una sicurezza sempre maggiore. Ma io partirei innanzitutto dai recentissimi nuovi innesti che
che hanno registrato il comando provinciale, perché proprio ieri sono stati presentati 37 carabinieri che sono già in servizio nella provincia di Vicenza e che vanno a alimentare le fila del comando provinciale e nel contempo a incrementare la proiezione esterna dei servizi. Questo vuol dire che già oggi, prima dell'arrivo di questi carabinieri, in media ogni giorno l'Arma conduce circa 70 servizi esterni. Questa sarà un'ulteriore spinta per garantire, diciamo, al territorio e alla comunità la massima protezione. Noi da Bassano restituiamo la linea allo studio, se ci saranno altre novità chiaramente siamo sempre pronti a chiedere la linea. Grazie Alex Giuliano, viva l'Arma dei Carabinieri, la benemerita. Vediamo un titolo del giornale che riguarda la Lega e in particolare Salvini, linciato per la citofonata, ora tutta la famiglia è stata condannata per droga. Nel 2020 la citofonata del leader leghista, la solita sinistra buonista, dice il giornale, lo aveva attaccato indignata, ma oggi la famiglia è stata condannata a pene fino a 14 anni di carcere. E sulla Lega vediamo un servizio che riguarda espulsioni di leghisti a Vedelago e Motta di Livenza in vista delle amministrative della prossima settimana. Vediamo. È una sfida tutta politica e tutta leghista quella che si consumerà domenica e lunedì prossimi nelle urne di Vedelago e Motta di Livenza. Da una parte la linea della segreteria provinciale di Dimitri Coin, relativi candidati ufficiali, e dall'altra i cosiddetti ribelli che per questo sono stati raggiunti dall'inevitabile per alcuni provvedimento di espulsione. Ennesima riproposizione di due delle tante anime che da sempre fanno la storia della Lega, partito che in più occasioni si è dimostrato spigoloso verso i dissidenti, che in qualche caso hanno fatto retromarcia, ma in genere sono andati per la loro strada, come pare abbia tutta l'intenzione di fare a Vedelago l'ex vice sindaco ed ora anche ex leghista Marco Perin, che risponde così all'espulsione. Penso che i fondi PNRR non abbiano un colore politico e partitico. Penso serva però un'idea, un progetto, sapervi partecipare e portare a casa i risultati. Questo è quello che abbiamo fatto noi in questi anni e penso che questo valga più di molte altre parole. Sulla stessa linea l'ex vice sindaco di Motta e anche lui da qualche giorno ex leghista Ercole Girotto. Prendo atto, probabilmente è un atto dovuto, la prendo con serenità, non sempre nei percorsi amministrativi tutto fila liscio, soprattutto anche nei gruppi, e pertanto non mi sentivo più in linea con certe forme di gestione, di pensiero, della corrente, del movimento, e pertanto è maturata questa decisione e poi la mia determinazione. Due testi importanti dunque per la Lega, per capire se con l'affermazione dei propri candidati il partito ha ancora declinato sul territorio, oppure in caso contrario se occorrerà rivedere la linea e magari anche i provvedimenti con un innegabile indebolimento della segreteria. Ma ricorda qualche politico della Prima Repubblica, queste prove di forza non faranno comunque bene al partito. Meglio la vecchia DC, che magari a tappe forzate, ma una quadra alla fine la trovava senza tante porte sbattute. Era un'altra epoca e soprattutto un'altra politica. Manca il personale nei bar e nei ristoranti, niente paura perché arrivano i camerieri robot. Vediamo il primo in azione a Treviso, in Piazza dei Signori, in diretta Anna De Roberto. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Siamo al bar, non stiamo battendo la fiacca, ma in realtà siamo qui seduti apposta per farvi vedere come funziona e saremo davvero i primi clienti ad essere serviti dal cameriere robot. Signore e signori della piazza, ecco guardate che ci sta portando il caffè. Bevuto da signore e signori. Il tuo ordine è arrivato. Il cameriere è in arrivo per servirti. Buon proseguimento. Grazie. Ecco, allora siamo con il titolare che è Luca Marton. Buongiorno Luca. Buongiorno. Allora, come avete visto non si è sostituito al personale perché poi il caffè è stato servito dalla sua ragazza, però è stato utilizzato per portare le bevande, insomma portare il nostro ordine. A che cos'altro servirà e la mancanza di personale?
L'idea è venuta dalla difficoltà che abbiamo avuto negli ultimi 2 anni di trovare personale. Adesso c'è anche l'idea di un miglioramento del servizio, quindi aumentare le capacità ricettive del locale e dare più possibilità al personale in servizio di interagire con il cliente, di capire i bisogni del cliente e di seguirlo quindi. Quindi non va a sostituire una persona, ma dà più tempo alle persone che stanno lavorando di ascoltare il cliente, quindi sostanzialmente di non vedere questi camerieri magari indaffarati. Siamo nella piazza, nel cuore di Treviso, lei spesso ci diceva arrivano delle compagnie, sono in 30 persone, facciamo fatica a gestire questo lavoro. Certo, magari una guida turistica ne scarica 30, 50, gli dà un quarto d'ora di tempo, ti trova che sei in 4 in servizio, è un problema. Così riusciamo ad essere anche noi più performanti e lo stesso turista ad andare via più contento. Costo dell'operazione? 20.000 euro robot circa. Potrebbe essere il futuro, anche qui a Treviso lei è il primo ad introdurlo. Non sono il primo, ci tengo a dirlo, però sono il primo ad affiancarlo al lavoro delle persone, quello è sicuro. Come è stato programmato per conoscere i locali? È stato programmato, lui esce dal bar con le cose da bere per i clienti, si ferma a dei punti di sbrigo come è stato il nostro in mezzo al plateattico, il personale che starà sempre tra i tavoli a seguire i suoi clienti servirà i tavoli normalmente, solo che al posto di caricare il vassoio da dentro lo prenderà direttamente dal punto di disbrigo, quindi dai mezzo ai tavoli, e caricherà il robot delle cose consumate, delle cose sporche, e il robot andrà direttamente in lavastoviglie dove verrà riscaricato e così i giri si ripeteranno. Ecco direttore, lo vediamo ancora in azione, prima ci ha portato il caffè, adesso è appena finita l'operazione di mappatura proprio del territorio perché è stato programmato per fermarsi all'altezza di ogni tavolino e oggi è il debutto del robottino cameriere. Oggi è la presentazione, per il debutto dovremo aspettare di risolvere qualche problema di tracciato. Direttore, è tutto qui dalla centralissima Piazza dei Signori con il robottino cameriere oggi per la prima volta in azione. Grazie molte ad Anna De Roberto. Siamo convinti che poi i robottini miglioreranno nelle loro prestazioni, arriveremo a dei livelli davvero spaventosi. Se pensate cosa si può fare già oggi con l'intelligenza artificiale, si aprono prospettive incredibili. E comunque manca il personale, vedete il titolo del Gazzettino, pochi camerieri, manca la voglia, pizzeria costretta a chiudere il sabato perché appunto mancano camerieri, e si pensava ad una burla, invece è proprio così, e ci sono tanti altri casi di esercenti che hanno deciso di non proseguire l'attività. In tutto questo c'è una ristrutturazione in arrivo per 2 palazzi del centro a Padova, saranno trasformati in alberghi di lusso l'ex Hotel Plaza in Corso Milano e l'ex sede dell'INPS in piazza Insurrezione, perché per fortuna, nonostante la mancanza di personale, gli arrivi di turisti anche molto danarosi stanno fortemente aumentando. Vediamo. 2 novità in arrivo sul fronte degli alberghi di lusso in centro a Padova. Apriranno infatti nei prossimi mesi 2 strutture in Corso Milano e Piazza Insurrezione. La prima sorgerà al posto dell'ex Hotel Plaza. Sarà un hotel a 4 stelle superiore, farà parte della catena Hilton e aprirà le porte a settembre. La seconda invece avrà bisogno di più tempo. Sorgerà nel palazzo ex INPS e anche in questo caso dovrebbe trattarsi di una struttura di lusso. Qui però siamo ancora nella fase del progetto e il proprietario ha fatto sapere che togliere le auto da Piazza Insurrezione sarà un provvedimento molto utile per attirare investitori da fuori disposti a finanziare la ristrutturazione del palazzo. Ma anche qui i tempi sono incerti. Per il momento il Comune ha solo comunicato l'intenzione di vietare le auto e il parcheggio in Piazza Insurrezione, senza precisare i tempi. C'è da gestire infatti il malumore dei commercianti e la destinazione dell'area della Prandina, che potrebbe essere un progetto collegato. Il servizio è di Federico Fusetti. Yvonne,
Girardello, la prima hostess d'Italia, a proposito di turismo, ha tagliato in splendida forma il traguardo dei 100 anni. Veneziana, hostess ma anche scrittrice, insieme ai nipoti ha lanciato anche un importante progetto per il futuro della sua amata città. Vediamo. Sono contentissima, a me basta, perché ho visto di tutto, ho girato il mondo, ho fatto quello che pensavo ed è mia scelta sempre. Ecco, rispettate soprattutto voi stessi. Brava zia! Yvonne Girardello ha festeggiato il suo compleanno, il traguardo dei 100 anni, alla trattoria da Scarso a Malamocco, dove erano di casa Ugo Pratt e i suoi amati personaggi, come Corto Maltese. Yvonne, veneziana, è stata la prima hostess d'Italia a volare, pioniera dell'aviazione civile, ma è anche scrittrice, protagonista di tante battaglie per la difesa di Venezia. In splendida forma ha trascorso la giornata del suo compleanno, attorniata da 35 invitati, tra i quali tutti i nipoti, figli dei suoi fratelli e pronipoti. Così aveva detto lo scorso dicembre, in occasione della pubblicazione del suo ultimo libro. Che i veneziani abbiano la coscienza civica di salvare la propria città, perché a Venezia fra 50 anni, anche adesso, fra 50 anni Venezia verrebbe invasa, verrebbe sommersa dalla laguna, dalle correnti del mare. La storia di Yvonne, residente a Lido di Venezia Città Giardino, è diventata di interesse nazionale. A me piace tanto scrivere. Io vorrei scrivere la mia vita, per esempio, che è stata abbastanza complicata, non per disgrazia, per il mio carattere che ero troppo agitata a vivere. Mi piaceva vivere. E mi ricordo che quando ero piccolina le prendevo ogni sera e io, vedendo la porta aperta, andavo giù in strada qui a Città Giardino. Sempre battagliera e allegra, la prima donna volante d'Italia guarda con fiducia al futuro. Allora auguri, Yvonne. Servizio del nostro Lorenzo Maier, che sforna interviste davvero molto interessanti. L'ultima è stata quella all'allenatore del Napoli, intervista esclusiva che è diventata virale, allenatore del Napoli, Spalletti. Pubblicità, pochi minuti e poi torniamo subito con altre notizie, altre testimonianze. Andiamo a un titolo del Corriere del Veneto: femministe, timori di provocazioni e manuale antimolestia, adunata ad alta tensione per 90.000 alpini. Donne armate di smartphone dopo le aggressioni verbali e fisiche denunciate a Rimini nel 2022. L'ANA, l'Associazione Nazionale Alpini, noi sempre rispettosi, massima attenzione per evitare ogni problema, ed è scattato il countdown per questa 94esima adunata e come sempre noi di Rete Veneta ci saremo con edizioni straordinarie e dirette. Vediamo. Scatta il conto alla rovescia per la 94esima adunata nazionale degli alpini, che si terrà nel fine settimana a Udine. Per la quinta volta le penne nere tornano nel capoluogo friulano, dove sono già state nel 1925, nel 74, nell'83 e nel 96. Il programma si aprirà giovedì con il ritrovo al Sacrario di Re di Puglia, dove verranno onorati tutti i caduti della Prima Guerra Mondiale. Poi saranno commemorati gli alpini morti nel terribile terremoto del 76 in una cerimonia che si terrà alla caserma Goi Pantanali di Gemona. La cittadella sarà inaugurata venerdì e sabato ci sarà anche un lancio di paracadutisti. Ma come sempre il momento più importante arriverà domenica mattina con lo sfilamento nelle vie della città. Noi di Rete Veneta saremo in diretta per tutto il giorno a partire dalle 7:30 del mattino per raccontarvi questa importante giornata fin dall'ammassamento dei partecipanti, con una diretta in edizione straordinaria.
A Udine arriveranno fra gli 80 e i 90.000 alpini, mentre il numero delle persone complessivamente attese in città per il fine settimana sfiora il 500.000. Un grande evento che rinsalda ancora una volta il rapporto fra le Penne Nere e il Friuli e che porteremo nelle vostre case grazie a speciali, dirette e approfondimenti per una settimana dedicata agli alpini. Rete Veneta sempre vicina agli alpini, servizio di Ferdinando Garavello, e finalmente si potrà assistere a manifestazioni di queste dimensioni senza mascherine, senza lockdown, senza i problemi che abbiamo avuto negli ultimi 3 anni. E Anna De Roberto ha intervistato in esclusiva il professor Giorgio Palù, che è presidente di AIFA, un grande ricercatore, che parla della fine del Covid e anche del fatto che dovremmo avere imparato una lezione. Sentiamo. Dopo 3 anni circa il virus non è più nuovo, è molto mutato, ma ormai lo conosciamo tutti. Quindi con quasi 15 miliardi di dosi di vaccino, circa 5 miliardi di persone vaccinate, quasi tutto, il 90% si stima abbia avuto un'infezione naturale, quindi il nostro sistema immunitario ormai riconosce questo che era un virus totalmente nuovo. Giusto dichiarare la fine della pandemia, secondo Giorgio Palù, virologo di fama internazionale e presidente dell'AIFA, anche se questo non significa che tutto sia finito. Bisogna continuare a proteggere i più fragili, a partire dagli anziani con la mascherina, nelle RSA e nei reparti e la vaccinazione. Quello che abbiamo imparato è che se dovremmo fare un richiamo lo faremo a fine anno, magari a livello autunnale, con l'influenza, quindi stagionale. Ecco, quello che invece sappiamo è che i più fragili, soprattutto gli immunodepressi, e gli anziani sono immunodepressi a livello fisiologico, per questi sappiamo che il richiamo può essere anche più frequente. Dopo 3 anni nei quali il mondo è cambiato, siamo probabilmente tutti consapevoli che possa ricapitare con un altro virus. Diciamo che c'è già un'altra pandemia, non da virus, è una pandemia latente, ma che dovremmo riconoscere, la pandemia, per esempio, causata da infezioni batteriche resistenti a tutti gli antibiotici. Pensi che ci sono già 5 milioni di morti per infezioni batteriche resistenti a tutti gli antibiotici, e ne abbiamo nei nostri ospedali. E si stima che nel 2050 ci saranno quasi 20 milioni di morti per queste infezioni. L'industria farmaceutica, continua Palù, non ha più sviluppato antibiotici dagli anni 90 perché non gratificano dal punto di vista economico, e batteri hanno sviluppato resistenza anche perché gli antibiotici vengono utilizzati negli animali ed entrano nella catena alimentare. E poi aspettiamoci, se abbiamo imparato qualcosa, andiamo a scovare questi virus nell'interfaccia uomo-animale-ambiente, dove si stanno sviluppando. Stiamo cambiando il pianeta, delle nicchie ambientali. Ecco che abbiamo visto che quasi tutte le ultime epidemie o pandemie ci vengono dal mondo animale. E a proposito di antibiotici, secondo un allarme lanciato dai farmacisti padovani, mancano quelli a base di amoxicillina, che sono quelli proprio che curano la scarlattina, e c'è un'impennata dei casi di scarlattina che preoccupa ovviamente medici e farmacisti. Vediamo. Negli ultimi 15 giorni che ho fatto il turno in un'altra farmacia c'è stata tutta una serie di telefonate ogni giorno e di migrazioni da parte di queste mamme da farmacia a farmacia per poter trovare o il Nurofen o l'amoxicillina, cosa che al momento solo chi aveva qualche scorta poteva esaurire, però anche per le farmacie che hanno la scorta, questa scorta diminuisce. Mentre scarlatina e streptococco sono tornati prepotentemente tra i bambini, quasi 300 casi registrati in provincia di Padova, in farmacia scarseggiano i medicinali per curarli. L'amoxicillina è mancante, i generici se ne trovano pochi, lo Zimox non lo fanno più. I pediatri stessi non consigliano la sostituzione dell'amoxicillina con l'Augmentin, che ha una composizione leggermente differente e secondo loro non produce gli stessi benefici che può fare l'amoxicillina da sola, per cui diventa un problema la gestione della scarlattina. Ma a mancare anche il comune ibuprofene oppure farmaci antipiletici. La causa di questa scarsità, spiega il dottor Cirilli, dipende anche dalla guerra. Gli stati produttori di principi attivi che
sono l'India e la Cina, hanno avuto problemi nel poter fare, diciamo, una gestione a livello globale, perché ormai tutti si rivolgono a questi stati per la produzione della materia prima. Poi per il resto, se mancano i tappi o manca l'alluminio per i blisters, questo è un altro fatto. Però secondo me si potrebbe anche rivedere quello che è il discorso dei prezzi, perché tante volte, specialmente qua in Italia, i prezzi di farmaci molto bassi vengono venduti in altri paesi stranieri dove il prezzo di riferimento è molto più alto. Molto dipende anche dal costo dei farmaci. Nella fattispecie lo Zimox, un antibiotico con il principio attivo dell'amoxicillina, ha un costo troppo basso e l'azienda ha smesso la produzione. Lo Zimox ha un prezzo troppo basso, per cui l'azienda produttrice rinuncia all'autorizzazione all'immissione in commercio e il farmaco non si trova più. Anche un bambino può salvare una vita, per esempio utilizzando nel migliore dei modi un defibrillatore, e a Treviso sono stati istituiti dei corsi proprio per bambini e adolescenti che possono soccorrere qualcuno colpito da un arresto cardiaco. Vediamo. Adesso ricomincia a comprimere il torace. Dopo ricominciate. No, dovete continuare per 2 minuti o almeno fino a quando il defibrillatore ti dà una comunicazione. Continuate a fare le compressioni, sempre con un certo ritmo, come ti ho detto prima, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nel frattempo, se vi stancate vi date il cambio. Il primo soccorso è insegnato ai bambini che, guidati al telefono da un operatore del 118, eseguono il massaggio cardiaco ad una persona colta da arresto ed intervengono con il defibrillatore. La simulazione nella palestra delle scuole Mantegna a Treviso è stata organizzata dal Comitato Italia Arti Marziali Tradizionali con il SUEM 118. Grazie all'utilizzo di manichini e defibrillatori simulatori ideati per i bimbi, è stato insegnato ai giovanissimi come riconoscere ed intervenire in caso di arresto cardiaco. Il ritmo della musica a segnare il ritmo delle pressioni sul cuore. Un'esperienza che ha consentito ai bambini, nonostante la giovane età, di apprendere informazioni fondamentali per salvare una vita. Hanno fatto questa lezione frontale con uno dei nostri infermieri che ha spiegato come si riconosce un arresto cardiaco, ha spiegato come si fa una telefonata al 118, hanno provato i ragazzi stessi a fare una telefonata al 118 simulando che un loro compagno avesse avuto un malore e hanno ascoltato le indicazioni che l'operatore del 118 dava loro al telefono. Importante in queste situazioni mantenere la calma. Da oggi abbiamo dato un segnale molto importante, soprattutto ai giovani, che debbono iniziare a imparare già a salvare una vita umana. Oltre a questo è chiaro che le arti marziali aiutano anche ad avere una conoscenza di se stessi, riuscire a controllare, diciamo, l'ansia, la paura attraverso le tecniche di respirazione che poi verranno spiegate. Il servizio di Marta Marangone è tutto per oggi, ci rivediamo stasera se lo vorrete a Focus alle 21:15, il confronto tra i 7 candidati sindaci alla poltrona del sindaco di Vicenza. Saranno tutti qui in questo studio e quindi saranno un appuntamento che vi consiglio di non perdere. Grazie a Francesco Cerone e a Renato Cappoia in regia e ci vediamo stasera. Buona giornata.